E sempre al Padova arriva un'altra bella storia, questa volta protagonista è un ragazzo che a scuola ha imparato a praticare il massaggio cardiaco. Si chiama Riccardo Sera e lo ha intervistato Lucia Cappelletti. Un corso di 6 ore tra i banchi di scuola che ha permesso di salvare una vita. È quanto successo a Riccardo Sera, 19 anni, studente dell'ultimo anno dell'Ipsi Enrico Bernardi di Padova, che ha soccorso il vicino di casa quarantenne colpito da infarto praticando le prime manovre salvavita apprese durante il corso di rianimazione cardiopolmonare. Sono subito andato là e appena ho sentito che il pronto soccorso chiedeva di fare questa manovra, io mi sono subito buttato e ho detto che ho fatto il corso e sono capace di fare questa manovra. Che cosa consiste la manovra? Consiste nel fare 30 compressioni e 2 ventilazioni. Un corso organizzato da qualche anno dall'istituto insieme ai medici del 118 dell'azienda ospedaliera di Padova, su base volontaria sia per i ragazzi sia per i medici formatori, al termine del quale viene rilasciato un tesserino di abilitazione valido 2 anni. Il 118 ha avvertito immediatamente che era possibile, era necessario, urgente fare la compressione toracica, perché diversamente, per quanto presto arrivi l'ambulanza, i danni al cervello sono inevitabili. Un intervento durato solo pochi minuti, ma fondamentale, un'esperienza incredibile per Riccardo. Non aveva parole per ringraziarmi e io mi sono sentito felice e spero che guarisca presto.